Diego Bernardis, sindaco di Dolegna del Collio. Sono iniziate in questi giorni le prime vendemmie per quanto riguarda la stagione 2011. Sappiamo che questa zona, insieme al Prevalle, è stata colpita da una fortissima grandinata, una calamità naturale vera e propria che ha provocato danni enormi non solo in questa stagione ma anche la prossima. Ma attualmente, dalle prime vendemmie, la situazione com'è? La situazione è abbastanza, diciamo, delicata perché effettivamente confermo non più tardi di fine luglio una forte grandinata ha investito il nostro territorio comunale nella zona in particolare di Ruttars, dove sono presenti diverse aziende diciamo, che vanno dalla conduzione familiare ad aziende di eccellenza, quindi con una grande distribuzione. Fuori dai denti, diciamolo subito, lo Stato e la Regione non è che vi hanno aiutato. Lo Stato e la Regione purtroppo non hanno potuto aiutarci perché... Non hanno potuto forse perché voi non siete sotto la linea Gustav? No, noi abbiamo subito interpellato l'assessorato regionale, l'assessore, il dottor Claudio Violino, che è stato disponibilissimo nel fare un sopralluogo, nel verificare un attimino l'entità dei danni. Purtroppo però la grandine è un evento assicurabile e noi sappiamo che già dall'anno scorso la direttiva europea impone alle aziende di assicurarsi e se le aziende purtroppo non ottemperano questo stato di cose, ovviamente non si può riconoscere lo stato di calamità naturale. Lo si può fare solo per danni dovuti alla geomorfologia, al dissesto idrogeologico o alle infrastrutture. Quello che conta è che questa gente si è rimboccata le maniche, si sta dando da fare e sta cercando di portare una qualità più eccellente possibile. Esatto, infatti la vendemmia, al di là di questa fascia colpita dalla grandine, si sta preannunciando come una vendemmia eccellente sia per qualità sia per quantità. E in questo momento si stanno raccogliendo ovviamente le prime uve che sono il Pinot Grigio, il Chardonnay per citarne alcune qualità nella zona, ma a partire dalla prossima settimana, quindi dal 21-22 di agosto, tutte le aziende incominceranno la vendemmia 2011. Quando Martin perse la cappa. Nessuna teoria delle carte da briscola trevisane applicate nei tempi moderni, solo all'andazzo che si vive a Cormons nelle ultime settimane. Da qualche tempo i gestori e titolari del Jazz and Wine, locale alla moda di quelle terre, mi hanno contattato per farmi vivere in prima persona cosa succede. Da bravo cronista di provincia, a cui il voyeurismo non si addice, ho visto cose che solo nel bel paese si vedono. Una persona che paga le tasse, mantiene in vita un'attività, paga l'ICI al comune e via dicendo, e un minimo di diritto dovrebbe averlo. Invece scopriamo che una famiglia romena, mantenuta in Italia con soldi del contribuente affini per ragioni X, Y e Z, mette in crisi un'azienda per patturnie personali indescrivibili. Senza fare di ogni erba un fascio, Cormons, chi riceve assistenza, è ben servito e mantenuto, ha più diritti di chi ce li ha nel rispetto della Costituzione italiana. Caro sindaco Patat, di cui oltre a conoscerla e ammirarne la sua insindacabile cultura, gli chiedo di provvedere in tempi celeri a sistemare la situazione. Capiamo che la signora in questione, una donna con il granussalis avanti, la quale è arrivata nel paese del Bengodi e Machiavelli perché democratico, per motivi legati alla sua salute non sopporti l'aprire e chiudersi delle porte, ma quando il dado è tratto tutto è possibile. Massimiliano d'Asburgo, quando passò lo Iudrio, non disse alea iacta est, ma lei, caro sindaco, che è più culturato di me, dovrebbe capire masticare qualcosa. D'altronde la signora ha vissuto il tempo del conducator e del geniul din Carpati, per i non addetti ai lavori Nicolae Ceausescu, il dittatore comunista della Romania, quale metteva rosso su bianco le sue teorie. La signora, una volta arrivata in Italia, con questo modo di fare, mi ricorda quel che disse un imprenditore bosniaco a mio papà nel 1997. Noi democrazia, voi italiani comunisti. Come dargli torto? Viva l'Italia, dove tutto è possibile e niente è impossibile. Siamo a racchiuso di Attimis, nell'ex polveriera, un'atmosfera magica e particolare dove c'è stata la selezione di Miss Padania
e del Mister Friuli Venezia Giulia. Andiamo a conoscerli, due simpatici ragazzi, ma soprattutto due tipicamente friulani. Sono molto contenta, mi ha fatto molto piacere di vincere appunto e niente, ringrazio tutti tanto. E ora cosa ti aspetti? Mi aspetto comunque di continuare nel campo come sfilate e magari più avanti, chissà, arrivare ad un livello un po' più alto oppure anche come fotomodella, insomma così. Auguri, la stoffa c'è. Sentiamo invece il mister cosa dice. Sinceramente non me l'aspettavo, sono molto felice, è la terza concorso diciamo, che faccio e insomma la felicità c'è, ecco. Adesso con le finali di Manzano, poi cosa può arrivare? Adesso aspetto l'11 settembre, abbiamo la finale a Manzano, e tra cui c'è anche la finale di Mister Friuli, spero vadano bene entrambe, e spero bene, ecco. Tiriamoci fuori il sasso, l'appetito ben mangiato. Esatto, quindi è iniziato tutto per gioco e adesso mi trovo qua e mi è andata bene, ecco. Non posso essere che felice.